Buongiorno e benvenuti alla cerimonia di conferimento della laurea honoris causa in ingegneria gestionale a Giuseppe Iogna. La cerimonia inizierà fra pochissimo e quindi a questo punto fa il suo ingresso il corteo accademico. Prego. Diamo inizio alla cerimonia di conferimento della laurea honoris causa a Giuseppe Iogna e innanzitutto vi porto i saluti del magnifico rettore, il professor Roberto Pinton, che non può essere presente, è ovviamente molto dispiaciuto e ha delegato me, però sarà presente attraverso le sue parole che adesso vi leggerò. Il saluto è infatti quello preparato dal professor Pinton. Gentili signore e signori, illustri ospiti, cari colleghi, desidero porgere a tutti voi il benvenuto dell'Università di Udine in questa giornata speciale in cui ci accingiamo a conferire la laurea magistrale honoris causa in ingegneria gestionale a Giuseppe Iogna. Già di per sé il conferimento della laurea per ciascuno dei vari livelli che contraddistinguono la formazione universitaria è un atto solenne che sancisce il coronamento del percorso di studi, riconoscendo ogni studente e studentessa il raggiungimento dell'obiettivo formativo concordato con l'Ateneo e la comunità accademica di cui è entrato a far parte all'atto di immatricolazione. Ancora più solenne è il conferimento della laurea honoris causa, che, non a caso, non coinvolge solo l'Ateneo che la attribuisce, ma prevede un iter che arriva ad interessare direttamente anche il Ministero dell'Università e della Ricerca, che su istanza dell'Università ne autorizza il rilascio. Il conferimento di una laurea honoris causa rappresenta il più alto riconoscimento da parte dell'Accademia nei confronti di coloro che nel corso della loro vita si sono distinti per la loro attività, conseguendo meriti eccezionali in un determinato campo del sapere, della cultura, della scienza, operando per il bene della società e il suo sviluppo. La laurea honoris causa non è dunque l'atto finale di un percorso formativo disegnato da un ateneo nell'ambito della propria autonomia. D'altro canto non è nemmeno un semplice premio alla carriera, ma è l'espressione di una scelta condivisa e convinta del corpo docente di un dipartimento, fatta propria poi dall'intero ateneo, che riconosce nella persona che riceve questo titolo onorifico gli stessi principi e valori che animano l'università. È un evento straordinario che identifica anche lo spirito di una università. L'Università di Udine, lo dico solo perché sia sempre motivo di orgoglio per noi e guida per le nostre scelte, nasce ormai quasi 45 anni fa, sull'onda della volontà di ricostruzione che attraversò il Friuli a seguito del terribile terremoto del maggio del 76, raccogliendo finalmente i risultati della caparbia e impervia lotta compiuta da una parte consistente della popolazione per ottenere una istituzione, l'università, capace di generare e diffondere sapere e contribuire così allo sviluppo culturale, economico e sociale del territorio. E così facendo, creando i presupposti perché i giovani friulani trovassero un punto di riferimento per l'alta formazione nel loro territorio di origine. Una storia di determinazione e caparbietà tipicamente friulana. E fra coloro che si batterono idealmente per la nascita della nostra università c'è anche Giuseppe Iogna che, come lui stesso ci racconterà nella sua Lectio Magistralis, non poté godere di questa grande opportunità. I tempi non erano maturi e il dialogo fra i mondi dell'istruzione ancora troppo vincolato a visioni rigide. Ma da buon friulano, digerito o forse no il rospo dell'esclusione, non si perse d'animo e volle contribuire a migliorare questa situazione operando nel modo più adeguato, cioè partecipando e stimolando la discussione dall'interno e lavorando per costruire soluzioni per l'ambito in cui aveva sviluppato la propria professionalità. Determinanti furono le relazioni e le persone che incontrò nel suo cammino e tutto questo emergerà dalla laudatio del professor Alberto Felice De Toni
che non mancherà di sottolineare l'alto profilo professionale e istituzionale, evidente anche a livello nazionale, che ha contraddistinto l'operato di Giuseppe Ionia nel corso della sua lunga esperienza lavorativa. La laurea honoris causa non è certo un risarcimento, ma vuole dare la giusta enfasi alla storia di una persona che ha posto la passione, in particolare per lo studio e la formazione, di cui ha sempre ribadito l'irrinunciabile valore, e lo spirito di servizio, animato da una buona dose di concretezza, quali solide basi per raggiungere gli obiettivi migliori possibili. Quale migliore esempio per coloro, i giovani e non solo quelli friulani, che si apprestano oggi più che mai ad affrontare un futuro che loro stessi dovranno avere il coraggio di plasmare. L'attribuzione di una laurea honoris causa non nasce da una richiesta specifica dell'interessato, ma evolve tra coloro che della persona hanno compreso il valore e hanno voluto condividere con l'Ateneo questa convinzione. Non posso non citare, qui appunto riporto quanto scritto il Rettore, la sorpresa che traspariva dalle poche parole di Giuseppe Ionia quando personalmente l'ho informato della decisione dell'Ateneo assunta dopo il parere positivo espresso dal Ministero, al punto che disse ad Alberto De Toni: forse non ha tanto piacere di ricevere questo riconoscimento. Il percorso è comunque ormai compiuto e oggi tutti noi possiamo guardare al futuro che anche Giuseppe Ionia con il suo operato ci ha aiutato a disegnare. Benvenuti ancora a tutti. Adesso do la parola al professor Alessandro Gasparetto, che è il direttore del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura, per un breve saluto. Buongiorno a tutti, benvenuti anche da parte mia e idealmente da parte di tutto il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura che, lo voglio ricordare, a febbraio, in uno degli step dell'iter complessivo di conferimento della laurea honoris causa, ha approvato all'unanimità la proposta di conferire la laurea honoris causa a Giuseppe Ionia. Oggi, infatti, conferiamo la laurea honoris causa a un precursore di un'epoca nuova per quanto riguarda i rapporti tra la formazione tecnica superiore e la formazione universitaria ingegneristica. Due mondi che tradizionalmente sono sempre stati abbastanza distinti e scarsamente comunicanti. L'opera di Giuseppe Ionia, l'attività che ha portato poi al riconoscimento, alla creazione, direi, delle lauree professionalizzanti, è stata quella di costituire un ponte tra questi due mondi, appunto, che tradizionalmente non si parlavano. Questo ponte ha un impatto fondamentale importanza per quanto riguarda l'ingegneria, ma anche per quanto riguarda l'intero sistema universitario italiano. Per quanto riguarda l'ingegneria, perché c'è la possibilità da parte dell'ingegneria di ampliare i propri ambiti a livelli diversi e a competenze diverse, in particolare competenze professionalizzanti, competenze laboratoriali che tradizionalmente non sono presenti nel nostro percorso o sono presenti in misura minore rispetto a quelli di altri paesi europei. Per quanto riguarda il sistema universitario italiano, noi tutti sappiamo che una delle problematiche importanti che abbiamo in Italia è il numero basso di laureati rispetto ad altri paesi europei, quindi secondo una statistica tra i 30 e i 34 anni abbiamo meno del 30% di laureati rispetto al circa il 40% come media europea. Quindi ecco che le lauree professionalizzanti hanno anche questa funzione di evitare la dispersione di capitale umano che altrimenti non potrebbe trovare un incalanamento importante e che ci permetta di competere a livello europeo in maniera opportuna. Siamo in un mondo, in una società sempre più competitiva e quindi diciamo che il numero di laureati è anche uno dei parametri importanti su cui si giocheranno le sfide del futuro. Quindi queste sono tutte componenti di impatto elevatissimo e non a caso, come ho detto prima, il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura ha riconosciuto all'unanimità l'importanza dell'attività di una persona come Giuseppe Ionia e per questo noi siamo
lieti che oggi gli venga conferita la laurea in ingegneria gestionale per anche la sua capacità di approccio sistemico che il professor De Toni nella sua laudatio metterà opportunamente in risalto, e quindi oggi è una bellissima giornata e quindi ci congratuliamo tutti con lui, ma anche con tutti voi presenti, quindi credo che sia una festa non solo per il laureando, ma anche per gli ordini professionali e per tutte le persone qui presenti. Grazie a tutti. Do ora la parola a Giovanni Esposito, che è il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali. Prego. Buongiorno a tutti. Non voglio ripercorrere le tappe di Giuseppe Ionia, che lo faranno sicuramente in modo egregio sia il professor De Toni che Giuseppe Ionia, però mi piace qui focalizzare alcuni passaggi importanti che hanno portato la nostra categoria a guardare il futuro. Quindi io, non guarderò dietro, guarderò in avanti, cioè quello che oggi sto facendo da Presidente insieme a tutto il Consiglio nazionale per i nostri giovani. Ricordiamo che il percorso di laurea professionalizzante parte proprio da qui, no? Quindi l'idea di dare una laurea che potesse mettere i giovani immediatamente sul mercato del lavoro, dandogli quella competenza che chiaramente oggi si acquisisce dopo la laurea, quindi anticipare i tempi. Qual è stata la tappa e la intuizione e la genialità di Giuseppe Ionia? Noi nel 2014 abbiamo tenuto un congresso di categoria e si chiamava proprio Andare Oltre. Andare oltre perché era arrivato il momento di guardare il futuro di questa categoria che doveva in qualche modo essere in linea con il progresso e con la velocità con cui oggigiorno la tecnologia e tutti i processi vengono messi a terra con una velocità stratosferica. Noi nel 2014 col congresso di categoria definimmo lì lo spartiacque, mi piace ripetere sempre il tuo termine, lo spartiacque dove la categoria prese la decisione di iscrivere al nostro albo solo laureati triennali, quindi il minimo titolo per l'iscrizione al nostro albo era la laurea triennale. Eravamo ancora con la laurea 3+2, quindi è un rischio, cioè lui ha portato la categoria a preoccuparsi perché, come tutti ben sapete, le lauree triennali di prima vanno tutti dagli ingegneri, perché qui è un paese dove forse a volte il titolo vale più della competenza, quindi lui ha rischiato per questa categoria, ma l'abbiamo fatto insieme, eravamo convinti che questo potesse essere il futuro della nostra categoria. Dico solo questo, siamo oggi sui tavoli a scrivere i decreti attuativi e stiamo, mettendo la cartina tornasole a quello che è stato fatto nel 2014. Quindi, è un puzzle che compacia completamente con quello che è stata l'idea di Giuseppe Ionia e la perseveranza di Giuseppe Ionia, perché a volte uno ha un'idea, ma portarla avanti con determinatezza di fronte a una classe, come il nostro corpo sociale dei periti industriali non era semplice. Cioè noi all'epoca penso che contavamo 45.000 iscritti, quindi prendere delle decisioni per 40.000 persone non è una cosa semplice, quindi rischiare di far sparire la professione, perché se tutto questo non fosse avvenuto, quello che sta accadendo oggi, potevamo anche essere un ordine che usciva dal mercato. Invece siamo andati avanti e proprio nel 2017 a Via della Ripetta abbiamo avuto il primo confronto sulle lauree professionalizzanti con l'allora presidente della CRUI Gaetano Manfredi, con il professor De Toni e all'epoca con il presidente Lenzi, e lì già disegniamo questa idea di futuro. E noi eravamo solo i piccoli periti industriali, c'era il massimo livello delle università, noi eravamo solo i periti industriali, però fummo lì forse, non dico determinanti, ma dimmo anche l'idea di un corpo sociale che ci credeva in queste cose. Tutto questo è accaduto con l'istituzione delle lauree professionalizzanti sperimentali. Abbiamo avuto il decreto 446 che le ha in qualche modo istituite,
per poi coronare il tutto sempre con il ministro Manfredi, che era, come dire, il precursore insieme al professor De Toni di questo grande progetto. Noi oggi siamo in piena attività con i ministeri per creare i percorsi, scusate l'emozione, ma di solito sono più abituato a parlare ai nostri iscritti che a voi delle università, però adesso siamo in piena evoluzione. Un po' ce l'ha dato la pandemia, cioè la pandemia in qualche modo ha riconosciuto l'idea non tanto delle lauree professionalizzanti, perché all'epoca già parlavamo non solo di professionalizzanti, ma direttamente abilitanti. Direttamente abilitanti significa mettere i giovani direttamente in contatto col mondo del lavoro. Quindi questo è il grande progetto, questa è la grande intuizione che noi tutti riconosciamo a Giuseppe Ionia e, come diceva lei prima, non è il culmine di una carriera, è l'inizio di un nuovo percorso. Grazie. Grazie per le sue parole e adesso io darei la parola al professor Alberto Felice De Toni per la laudatio, docente ordinario di ingegneria economico-gestionale, già rettore di questo Ateneo, e il titolo della sua laudatio è La tempra di un uomo progettista e costruttore di futuro. Buongiorno, ben trovato intanto al festeggiato, al laureando e a tutti voi. Sarà un po' lunga la laudatio, ma d'altronde lunga è stata la carriera, quindi vorrete scusarmi se vi prenderò un po' di tempo. Però prima di cominciare vi porto anch'io i saluti del magnifico rettore. Stamattina mi ha chiamato, era desolato, aveva un po' di febbre, non può essere presente, ma appunto è degnamente rappresentato dal prorettore vicario, che appunto ha letto anche il suo intervento. Però prima di cominciare voglio esprimere a tutti un benvenuto, perché oggi è una festa non soltanto di Beppino Ionia, ma di tutta la categoria dei periti industriali. Vedo tante persone che ho conosciuto durante le lunghe interazioni, però lasciatemi citare intanto il Presidente del Consiglio regionale, Mauro Zanin, che vuole essere presente e quindi rappresenta l'istituzione di questa regione, quindi grazie di essere qua, è molto gradita la presenza. E poi lasciatemi citare uno per tutti un'altra grande persona che ha avuto un ruolo nella vita di Beppino e che lo descrive anche nei suoi libri, che è il nostro grande generale Luigi Federici. Gli indirizziamo un applauso perché è stata una figura non soltanto importante per gli alpini, ma anche dei carabinieri, e diciamo uno dei rappresentanti istituzionali più importanti che abbiamo in questa regione, e quindi sono molto contento che abbia voluto fare un onore oggi a Beppino essere venuto qua da grado pur di essere presente qui a questa festa. Magnifico rettore, prorettore vicario, autorità, colleghe, colleghi, studentesse, studenti, signore e signori. Giuseppe Ionia nasce a Folgaria il 12 settembre del 1937. In un suo primo libro autobiografico del 2012, intitolato La grande opportunità, riformare le professioni tecniche al tempo della crisi, l'autore tratteggia un excursus storico toccante. La strana occupazione cosacca del Friuli con le famiglie al seguito, le macerie dell'Italia del dopoguerra, il padre muratore immigrato in Francia a guadagnare da vivere per tutta la famiglia, l'istruzione come fonte di riscatto sociale, come dice lui, un vero sogno da perseguire impegnando ogni risorsa. Il maestro delle elementari che dice alla madre: mandatelo avanti a buone qualità. La scuola di disegno serale dove vince ogni anno il premio di migliore studente. E l'arrivo a Gemona alla scuola di avviamento industriale e quindi finalmente a Udine al già mitico Istituto Tecnico del Malignani, dove nel 1958 diventa perito industriale capotecnico specializzato in edilizia. Nel 1967 inizia il suo impegno nelle categorie dei periti industriali. Il collegio non aveva una sede fisica, un timbro ne testimoniava l'esistenza. Ionia, che all'epoca aveva 30 anni ed era iscritto all'albo dall'ottobre del 1958, quindi lo stesso anno del diploma, prese la parola per la prima volta durante l'assemblea territoriale degli iscritti. Un passaggio fondamentale che lo portò ad essere eletto consigliere del collegio per 5 volte consecutive,
che sancì l'inizio di un percorso nella categoria dei periti industriali durato oltre 50 anni. Furono anche gli anni del terremoto del Friuli del 76 e Ionia, l'unico consigliere attivo nell'area del cratere, si adoperò affinché le professioni dell'area tecnica della provincia di Udine partecipassero attivamente alla stesura delle leggi e delle norme tecniche per la ricostruzione, ottenendo anche una norma finalizzata ad unificare le tariffe di tutti i professionisti impiegati. Dal territorio locale a quello nazionale il passo fu breve. Nel 1977 arrivarono le elezioni per il nuovo Consiglio nazionale, il massimo ente di rappresentanza della categoria, e da Udine decisero che Ionia poteva essere il prescelto per Roma. E così andò. A 40 anni fu eletto consigliere nazionale, ma già nella seduta di insediamento si oppose, creando non pochi malumori a certe strategie consolidate. Le questioni da affrontare erano molte. Il Consiglio all'epoca non aveva una sede ufficiale propria, ma si appoggiava in una stanza del Ministero della Giustizia. Una delle prime battaglie fu proprio di trovare a Roma il luogo di rappresentanza più opportuno per una realtà in crescita. E così, dopo diverse peripezie, la scelta cadde su un edificio in piazza San Callisto. Ma si trattava solo di un primo tassello, perché i problemi storici da risolvere erano tanti e complessi: la cassa di previdenza, la formazione, le competenze professionali. Il giovane consigliere era già particolarmente attivo e propositivo su tutti i fronti. Fu per questo, forse, che all'indizione di nuove elezioni il nome di Ionia cominciò a circolare come quello di un probabile candidato alla presidenza. Molti lo consideravano l'uomo giusto, quello che sostenevano, anche per convincerlo, avrebbe avuto sufficiente forza per portare le riforme attese e nello stesso tempo per resistere ai tanti attacchi che sarebbero arrivati. Fu quindi eletto presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali nel settembre dell'84, a 47 anni, e lo rimase fino a dicembre del 97, 13 anni di impegno, di lotte e di fatica. Un lungo percorso costellato di intuizioni che hanno sempre anticipato l'evoluzione sociale e professionale. Furono gli anni in cui si pensò all'opportunità di agevolare il confronto con i dirigenti territoriali. Nacque così l'Assemblea dei Presidenti, che inaugurò la sua attività a Bari nell'85, si aprì una stagione di appuntamenti congressuali, Firenze nell'86, dove per la prima volta si parlò di tecnici per l'ingegneria, Roma nell'89, dove si propose di avviare una previdenza privata di categoria, Trieste nel 92, primo appuntamento internazionale con i colleghi europei, e Napoli nel 95, dove si indagò sul rapporto tra scuola e mercato. Furono gli anni nei quali fu elaborato il tema dello studio della sicurezza, che si sviluppò negli anni in collaborazione con il Censis. Si iniziò con un libro bianco sulla sicurezza domestica. Si introdusse il concetto di sicurezza come valore collettivo. Si passò poi alla sicurezza ambientale, pensate 25 anni fa, quasi in maniera pionieristica. Fu poi il turno della sicurezza stradale. Lo slogan coniato fu più tecnici, più sicurezza. Si arrivò a un nuovo libro bianco sulla sicurezza elettrica che inaugurò l'iniziativa di rottamazione degli impianti elettrici. Numerose le iniziative che videro la partecipazione anche di varie rappresentanze politiche furono dedicati al cosiddetto fascicolo del fabbricato. Furono infine gli anni di due passaggi fondamentali ottenuti non senza fatica: l'approvazione della legge sul pranticantato, che collocò la categoria in una posizione di avanguardia per quei tempi, giacché il tirocinio professionale non era obbligatorio per quasi nessuna categoria, e la legge 46 del 90 sulle norme per la sicurezza degli impianti, che aprì un mercato straordinario e forse inimmaginabile per i periti industriali. Ovviamente in ogni progetto e iniziativa ci fu un suo personale coinvolgimento nella ricerca di interlocutori politici da sensibilizzare sui vari temi. In particolare, con riferimento all'istituzione del praticantato o tirocinio, vanno menzionati incontri con nomi eccellenti della politica italiana, da Giorgio Almirante, storico segretario del Movimento Sociale, all'onorevole Gavino Angius, capogruppo dei DS al Senato. La battaglia però più lunga e faticosa fu quella per la nascita della Cassa di Previdenza. Ancora prima della riforma Dini, che ne legittimava la nascita,
si cercò di capire se era possibile un'aggregazione con organizzazioni esistenti di professioni affini. Parve subito un'utopia. La responsabilità della scelta fu così onerosa che Ionia decise di convocare un'assemblea straordinaria dei presidenti dove si delineò una strategia precisa. I periti industriali volevano un ente autonomo. Così venne presentata ai ministeri la prima stesura di regolamento e statuto. Ma la strada per la costituzione dell'ente fu un'attesa estenuante. Tra incontri, scontri ai dicasteri, firme sospesi, provvedimenti da registrare, un autentico calvario. Un tempo di attesa estenuante non ridotto nemmeno da un suo gesto eclatante, la decisione di incatenarsi davanti al Ministero del Lavoro. Finalmente però, dopo anni di battaglie, nell'agosto del 97 arrivò il decreto istitutivo che ufficializzò la nascita dell'ente. La vicenda EPI, Ente Previdenze e Periti Industriali, come racconta sempre Ionia, ha dimostrato che la perseveranza sui buoni propositi paga sempre. A quel punto la naturale prosecuzione degli eventi lo proclamò quale primo presidente del nuovo organismo dei circa 12.000 neoiscritti e lo fu per 3 mandati consecutivi fino al 2007, il massimo consentito dallo Statuto. Il 2007 è un anno di snodo di una nuova stagione elettorale che lo vide di nuovo in pista inizialmente come un ipotetico e poi certo candidato di nuovo alla guida dell'ente. Da gennaio 2008 fino a giugno 2013 Ionia tornò per la seconda volta a fare il presidente del collegio. Un quinquennio intenso e pieno di aspettative. I periti industriali furono artefici del cosiddetto PAT, di professioni dell'area tecnica, poi aggiornato in RPT, reti delle professioni tecniche, promotori dell'aggregazione con geometri e periti agrari, tanto da celebrarne insieme gli 80 anni dalla nascita e sostenitori della creazione dell'albo unico dei tecnici di primo livello. Ma l'impegno non finì con quel mandato. Alla scadenza per altri 5 anni, da giugno 2013 a ottobre 2018, rimase consigliere del Consiglio nazionale con delega alla riforma della professioni, in una delle stagioni forse più delicate che porterà a termine ottenendo l'approvazione nel 2016 con la legge 89 dell'obbligo della formazione universitaria per l'accesso alle professioni, percorso legislativo che era cominciato nel 2014. Uno dei contributi più importanti forniti da Beppino Ionia in ambito educativo universitario è stato il sostegno dato alla Conferenza Nazionale dei Rettori Italiani sul tema cruciale delle istituzioni delle lauree professionalizzanti. La Commissione europea, ben dall'89, con una direttiva aveva fissato i principi per l'esercizio delle professioni regolamentate, tra cui la necessità del possesso di un titolo di studio post-secondario della durata minima di 3 anni, conseguito o in un'università o in istituto di istruzione superiore. Il medesimo principio era stato bandito dal Parlamento e Consiglio europeo nel 2005 e recepito dal governo italiano nel 2007. La CRUI aveva proposto fin dal 2016 l'attivazione delle lauree professionalizzanti per risolvere il problema delle libere professioni dei periti e dei geometri, per la quale appunto la normativa europea prevedeva la laurea triennale. Il riferimento normativo immaginato era quello delle lauree triennali sanitarie che avevano la caratteristica di essere anche abilitanti, alla professione. Su questo argomento Giuseppe Ionia ha interagito per vari anni con il sottoscritto, allora rettore e segretario generale della Conferenza dei Rettori, con delega a rappresentarla nella cabina di regia per il coordinamento di ITS e lauree professionalizzanti, creata con decreto ministeriale del febbraio 2017 da Valeria Fedeli, allora ministra dell'istruzione, università e ricerca. Grazie anche al sostegno istituzionale e politico del Consiglio nazionale dei periti, garantiti da Giuseppe Ionia, la laurea ad orientamento professionale furono lanciate in via sperimentale nel 2017 e normate definitivamente nell'agosto del 2020.
Nel suo libro citato La grande opportunità, Ionia racconta la storia dell'istruzione tecnica friulana, dovuta a periti industriali diplomatici al Malignani, da Alfio Divora, vice direttore generale della Zanussi e braccio destro di Lino Zanussi, un tandem che porterà l'azienda di Pordenone ai primi posti al mondo con oltre 14.000 dipendenti. A Carlo Leopoldo Lualdi, fondatore della Lima, azienda leader nel mondo della fornitura di attrezzature chirurgiche ed ortopediche, Aldo Burello, amministratore delegato di Electrolux Italia e responsabile mondiale del lavaggio, Gianpietro Benedetti, amministratore delegato di Danieli, uno dei maggiori gruppi al mondo siderurgici, entrambi gli ultimi due, Burello e Benedetti, insigniti della laurea d'honorem in ingegneria da questo Ateneo. Per non parlare poi del tenente colonnello Marco Lant, già comandante delle Frecce tricolori e diplomatici, anche lui come tutti i precedenti, al Malignani. Il 25 giugno del 2018, ormai siamo a poco tempo fa, Giuseppe Ionia era presente come invitato alla cerimonia dei 40 anni della fondazione della nostra università e la tenemmo a Udine a Palazzo Garzolini Topo Wasserman, dove fu presentato il libro dell'Ateneo Disegniamo il futuro. Pochi giorni dopo mi inviò una lettera indirizzata al rettore in cui, complimentandosi per l'iniziativa, scriveva che appena diplomatosi come perito non poté iscriversi a ingegneria perché era possibile accedervi solo col diploma di liceo e quando anni dopo furono liberalizzati gli accessi la frequenza era obbligatoria e siccome per mantenersi doveva lavorare non poté mai realizzare il suo sogno di laurearsi in ingegneria. Nelle ultime righe mi scriveva testualmente: questa mia esperienza potrebbe coinvolgere emotivamente gli studenti di oggi, con l'università di valore riconosciuto sulla porta di casa in Friuli e la possibilità per tutti di accedervi. Se ti capita di creare una piccola occasione, potrei venire a raccontare quel difficile passato. 2 anni dopo, nell'agosto del 2020, furono approvate in via definitiva le lauree professionalizzanti. Si erano create le condizioni per individuare quella piccola occasione per spiegare quel difficile passato. Una lectio magistralis durante una laurea conferita honoris causa. L'occasione per dare avvio a quel processo di conferimento si presentò l'anno successivo e precisamente il 25 settembre dell'anno scorso presso la sala consiliare del comune di Forgaria, nel Friuli. Giuseppe Ionia presentò il suo secondo libro autobiografico intitolato Incontro improbabile. Il sindaco del paese sottolineò l'autorevolezza riconosciuta al loro concittadino a livello nazionale. Erano infatti presenti i componenti del Consiglio nazionale, come oggi, dei periti industriali e dei periti industriali laureati, con il suo attuale presidente Giovanni Esposito, oggi qui con noi non a caso e che ringraziamo per la sua gradita e significativa presenza, il quale vuole testimoniare a Forgaria il plauso del Consiglio a Ionia, consigliere nazionale per 12 anni, presidente del Consiglio per 18 anni, presidente dell'Ente nazionale di presidenza per 10 anni, per un totale di 40 anni di incarichi ai vertici nazionali, di cui 28 ricoperti come presidente. Tenendo conto degli 11 anni trascorsi come consigliere territoriale, Giuseppe Ionia ha svolto ruoli di rappresentanza per ben 51 anni, dal 67, quando era consigliere territoriale, al 2018, quando ha concluso l'ultimo suo mandato di consigliere nazionale. Da quanto fin qui delineato emerge il profilo di un uomo che ha da sempre profuso grande impegno e perseveranza in 2 direzioni. La prima è rappresentata dall'impegno istituzionale verso la categoria dei periti industriali, impegno svolto con forte orientamento innovativo, volto a rispondere ai problemi posti dalla continua evoluzione socio-economica a partire dagli anni 60 ad oggi. Con riferimento a questa prima direzione va evidenziata la sua capacità di affrontare e dipanare l'intreccio tra problemi di carattere normativo istituzionale e problemi di politica industriale, quali ad esempio la stesura di leggi e norme
per la ricostruzione dopo il terremoto del Friuli, la stesura dei libri bianchi sulla sicurezza, la realizzazione dell'ente di previdenza. In particolare, l'istituzione di quest'ultimo ente costituisce la testimonianza più rilevante della grande attitudine a gestire le relazioni politico-istituzionali, attitudine sempre al servizio della categoria dei periti. Si può dire che 40 anni di incarichi ai vertici nazionali, di cui 28 come presidente, testimoniano l'assoluta autorevolezza di Beppino Ionnia, probabilmente il rappresentante più significativo nella storia della categoria dei periti industriali. La seconda direzione intrapresa è caratterizzata dalla convinzione che lo studio e la formazione siano la base non solo della realizzazione delle proprie legittime aspirazioni personali, ricordatevi quel vero sogno da perseguire impegnando ogni risorsa, ma soprattutto della qualificazione della professione di perito industriale. Con riferimento a questa seconda direzione, Ionnia ha sempre sostenuto l'evoluzione dei processi formativi del rapporto scuola-lavoro attraverso ampi percorsi di collaborazione. Come delegato per la riforma della professione si è impegnato per l'approvazione della legge 89 del 2016 con l'obbligo della formazione universitaria per l'accesso alla professione. Con lo stesso spirito ha contribuito al grande impulso per l'istituzione delle lauree professionalizzanti. Nello sviluppo delle attività secondo le due direttrici indicate, Giuseppe Ionnia si è distinto per due aspetti: l'apertura verso il contesto professionale europeo e la comprensione del complesso rapporto tra scuola e lavoro. La sua storia fa emergere il carattere di una persona che ha affrontato la propria vita con impegno professionale e sociale fuori dal comune. Con visioni innovative ha contribuito alla trasformazione di una categoria professionale attraverso un approccio sistemico, tipico di un ingegnere gestionale, dimostrando sul campo la sua tempra di progettista e costruttore di futuro. Per i motivi sopracitati, per il suo impegno a sostegno di un'educazione come forma di progresso civile e sociale, per le sue qualità manageriali e morali, il nostro Ateneo ha voluto che Giuseppe Ionnia fosse con pieno merito insignito della laurea magistrale honoris causa in ingegneria gestionale. Questo riconoscimento alla persona che per decenni ha presieduto il Consiglio nazionale e l'ente previdenziale è indirettamente anche un riconoscimento a tutti i periti industriali italiani, una categoria professionale che, insieme a quella dei geometri e dei periti agrari, ha contribuito in modo decisivo nell'immaginario collettivo alla ricostruzione del Paese dopo la Seconda Guerra Mondiale. Prima di concludere, concedetemi la possibilità di esprimere pubblicamente a Giuseppe Ionnia la mia stima più sincera per la sua capacità di guardare lontano, di leggere il contesto, di essere paziente ma al tempo stesso determinato come quelli che sono stati educati a non mollare mai. È stato capace di vedere e aprire molte porte del futuro dei tecnici, guidando cambiamenti impetuosi con ottimismo nei momenti più bui e un'ostinata caparbietà in quelli più difficili, nella convinzione, come scrive nei suoi libri, che il momento più buio della notte è quello che precede l'alba. Ha speso una vita con e per i periti industriali, una vita iniziata in un Friuli devastato dalla guerra, in una famiglia popolare con il padre emigrato all'estero per sostenere la famiglia, con il sogno di studiare impegnando ogni risorsa e distinguendosi come miglior studente ogni anno nella scuola serale. In conclusione, a coronamento di un percorso unico, per il suo straordinario impegno istituzionale nei ruoli di rappresentanza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, iniziato nel 67 e durato oltre 50 anni. Per il suo ruolo di assoluta importanza svolta nella storica battaglia per l'istituzione dell'ente di previdenza della categoria. Per il rilevante contributo dato all'istituzione delle lauree di orientamento professionale, assicurando una fruttuosa interazione tra il Consiglio nazionale della categoria, la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Ministero dell'Università e della Ricerca. Per le sue grandi capacità di indirizzo strategico e di gestione,
che gli hanno permesso di essere progettista e costruttore di futuro nel complesso rapporto tra istruzione e lavoro, per essere portatore di valori fondamentali della sua terra natia, il Friuli, quali la passione per il lavoro, lo sviluppo del territorio e la promozione sociale, per le sue qualità etiche e morali, per aver veicolato un'immagine dei periti industriali italiani aperta, europea, costruttiva e tenace, per il suo impegno a sostegno di un'educazione come forma di progresso civile e sociale, per rappresentare un caso esemplare di impegno professionale e di rappresentanza istituzionale da annoverare con orgoglio agli studenti universitari. Per tutti questi motivi, il Consiglio di Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura della nostra Università del Friuli, nella seduta del 9 febbraio 2022, ha proposto il conferimento della laurea magistrale ad honorem in ingegneria gestionale a Giuseppe Iogna. Complimenti. Ringrazio il professor De Toni per il suo interessante e appassionato intervento e adesso direi che entriamo nel cuore della cerimonia e procediamo alla vestizione di Giuseppe Iogna. Chiedo, direi, alla Commissione di alzarsi in piedi. Io mi sposto davanti al... O ci mettiamo tutti? Sì, possiamo metterci tutti davanti al banco e procederò alla lettura della... In nome della legge, noi, professor Angelo Montanari, ordinario di informatica, prorettore vicario dell'Università degli Studi di Udine, vista la deliberazione del giorno 9 febbraio del 22 del Consiglio di Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura, ove si propone di conferire la laurea magistrale honoris causa in Ingegneria Gestionale, classe LM31, al signor Giuseppe Iogna, nato a Forgaria del Friuli il giorno 12 settembre 1937, per il suo straordinario impegno istituzionale nei ruoli di rappresentanza dei periti industriali laureati, durato oltre 50 anni, per il suo ruolo di assoluta importanza svolto nella storica battaglia per l'istituzione dell'ente di previdenza della categoria, per il rilevante contributo dato all'istituzione delle lauree ad orientamento professionale, assicurando una fruttuosa interazione tra il Consiglio nazionale della categoria, la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Ministero dell'Università e della Ricerca, per le sue grandi capacità di indirizzo strategico e di gestione che gli hanno permesso di essere progettista e costruttore di futuro nel complesso rapporto tra istituzione e lavoro, vista l'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, comunicata con nota 0011299 del giorno 19 aprile 2022, visto l'articolo 169 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, conferiamo al signor Giuseppe Iogna
la laurea magistrale honoris causa in ingegneria gestionale, classe LM31. Congratulazioni. È vero anche lui, è vero anche lui. Ciao caro, sei un grande. Beh, noi ce la siamo già data, prego. Invece a lei le devo dire una cosa. Bene. Adesso la cerimonia prosegue con la lectio magistralis del dottore, che può accomodarsi sul leggio, prego. Credo sia normale, legittimo che anche in persone anziane, con una scorza dura, avendo passato tante vicissitudini, in questo momento il pericolo sia l'emozione. Io cerco di resistere, ma farò del mio meglio. Innanzitutto un ringraziamento caloroso a tutti i presenti. Ce ne sono tantissimi, persone che potrei citarle, ma che non ha senso in questo momento. Lo faccio solo a livello istituzionale, ringraziando calorosamente il Presidente del Consiglio regionale Zanin, che è qui presente, e i due sindaci che in qualche modo mi rappresentano. Il sindaco di Folgaria nel Friuli, dove io sono nato e dove ho a lungo resistito, ma anche quello di Spilimbergo, che pure è presente qui, che è quello che mi accoglie oggi perché io oggi vivo in quella comunità. Potrei aggiungere anche un altro sindaco che è socio di studio, ma che quello lo posso fare ogni giorno senza venire proprio qui a farlo. Bene, io ho scritto qualcosa. Naturalmente, dopo aver sentito ciò che hanno detto chi mi ha preceduto, ma soprattutto ciò che ha detto De Toni, è chiaro che in larga misura sarò anche ripetitivo, ma credo che avendo uno spazio, da quanto mi è stato detto, tale da poter reggere con tutto il mio messaggio, di poterlo fare con una certa calma e tranquillità. Prima di cominciare ad entrare in questi dettagli, però, mi preme molto ringraziare la categoria. Io, è stato detto, ho vissuto largamente per una professione che è quella dei periti industriali, però loro mi hanno ampiamente ricambiato. Oggi sono qua con la massima rappresentanza, il mio Consiglio nazionale che ha voluto farsi carico anche della cerimonia, e il mio ordine di Udine, dove io sono nato e vegetato e mi sono iscritto quando la provincia di Udine comprendeva anche Pordenone, dunque sono lì consolidato e rimasto lì. Oggi però faccio la professione a livello di società tra professionisti, multidisciplinare e organizzata in forma di cooperativa. Siccome quella legge, non lo dico qui ma lo anticipo, quella legge l'ho seguita con molta passione, dal momento che le professioni intellettuali non potevano organizzarsi nella forma della società per colpa o per merito di una legge fascista del 1939, abbiamo lavorato tantissimo e siamo riusciti finalmente a scrostarci quel vincolo che era impeditivo di fare in modo che la professione fosse svolta in modo multidisciplinare, cioè più conoscenze messe assieme per rendere il miglior prodotto possibile. Questo sembra sia una cosa naturale. Ho seguito personalmente quella legge, ma ho seguito ancora di più il decreto attuativo, dal quale però non sono riuscito assolutamente
a risolvere tutte le problematiche, alcune sono rimaste, però io ho uno studio organizzato in questo modo e siccome per legge una società professionale che ha professionisti iscritti agli ordini degli ingegneri, degli architetti e dei periti industriali poteva iscriversi in un elenco speciale di qualsiasi di queste professioni, il primo che ha accolto la richiesta è stato l'Ordine degli Ingegneri di Udine, per cui noi siamo iscritti come società nell'Ordine degli Ingegneri di Udine. Ho visto, ma non conosco, o perlomeno mi è stato presentato qui presente il rappresentante di quell'ordine, che ringrazio. Eccolo là, con un bel bafone, grazie. Ora vado. Si apre una porta per il futuro dei tecnici. Così ho voluto titolare questa mia Lectio Magistralis, che poi passerò a chi di dovere, resterà negli annali, non lo so, forse verrà anche buttata via, ma poco importa, io la faccio lo stesso. Mi trovo qui con grande sorpresa e onoratissimo nell'università che tanto mi è mancata più di 60 anni fa, quando cercavo di districarmi nei meandri di un sistema formativo incoerente con le realtà storiche locali. Per il grande onore che mi avete voluto concedere, ringrazio calorosamente il magnifico rettore Pinton, al quale mando anche gli auguri di pronta e di immediata guarigione, il pro-rettore qui presente, che invece è quello che mi ha consegnato il papiro, tutta sta roba qua, il senato accademico, il direttore del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura, professor Gasparetto, che ho conosciuto adesso, la commissione, e non posso proprio farne a meno, il professore, già magnifico rettore, Alberto Felice De Toni. L'avrete capito, perché quell'intervento che ha fatto De Toni poteva demolire anche un toro sul piano dell'emotività. Io ho resistito e tento di resistere ancora. Ma non devo neppure scordare il mio Consiglio nazionale che tramite il Presidente Esposito ha fatto da spalla all'iniziativa a mia totale insaputa. Cioè il Consiglio nazionale lavorava assieme all'università, ma io non sapevo niente. Forse è giusto così, non lo so. Oggi posso dire con soddisfazione che il sistema universitario che mi ha respinto 60 anni fa mi accoglie a braccia aperte e ciò potrebbe indurre a pensare ad un involontario riconoscimento delle arretratezze del passato. Non volutamente, proprio involontariamente. Abitavo nel paese natio, Forgaria nel Friuli, adagiata sul crinale della Pedemontana che unisce il tagliamento con la base del Monte Corno. Frequentavo le elementari durante il periodo della guerra, a partire dal 1943. Non mi fecero balilla perché il fascismo era caduto a luglio di quell'anno e la Repubblica di Salò non raccolse quella tradizione. La scuola elementare che io frequentavo nella frazione di San Rocco completava il suo ciclo alla 4ª classe elementare. Per andare avanti passai nel capoluogo che aveva anche la 5ª, oltre altro esame e licenza elementare acquisita. A questo punto iniziarono i problemi. Non si riusciva ad intravedere, per la situazione della mia famiglia, non per altre famiglie, per altra famiglia si trovava tutto, ma per la mia famiglia una via per proseguire gli studi, pur avendo il maestro Gri, quelli di Forgaria, questo nome l'hanno sentito ancora, il maestro Gri che disse a mia madre, come ha già anticipato De Toni, mandatele avanti a buone qualità. In quel periodo, all'intento di andare incontro alle esigenze del paese, un maestro di Asoppo, credo a titolo di volontariato, organizzò nella frazione di Cornino, in un piccolo locale sopra la latteria di Som Cornino, una nuova formazione, la 6ª classe elementare. Sono sicuro che vi sorprenderete, però vi assicuro che è la pura verità. In quegli anni è stata inventata anche la 6ª classe elementare per coloro i quali non trovavano spazio altrove. Dopo un paio di mesi capii che si trattava di una semplice ripetizione della 5ª e da allora mi trasferii alla scuola di disegno
che teneva lezioni nel tardo pomeriggio e alla sera fino alle 22. Era una scuola per adulti ed io ero un bambino di 11 anni. Non rilasciava attestati ufficiali, ma i giovani imparavano a disegnare e soprattutto, molto importante, a conoscere il disegno. Come dicevano gli anziani, creando migliori condizioni per l'emigrazione, unica prospettiva reale di occupazione. A Volda conosci il disegno, ai dicevano gli anziani, se no bisogna fare il manovai tutta la vita. Mi scuso con i non friulani, ma credo sia anche abbastanza facile aver interpretato questa espressione. Frequentai quella scuola per 3 anni, ma la mia testa respingeva l'idea di quel futuro e trovai il modo di arrivare all'avviamento industriale di Gemona, recuperando uno solo dei 3 anni persi per il curriculum scolastico, ma non per la mia maturazione. Questa scuola era pesante, tante ore e tanta fatica, cantiere, forgia, falegnameria, officina e orario lungo. Ma pure formazione teorica, un po' di tutto, insomma. Al 3° anno, superando l'esame, si otteneva la licenza di avviamento industriale del valore assolutamente inferiore alla licenza media, perché consentiva l'accesso soltanto alle ulteriori 2 classi di scuola tecnica. Con le ulteriori 2 classi di scuola tecnica che c'erano sempre a Gemona, il ciclo formativo terminava. Avevo trovato una strada, ma non era quella giusta, troppo tortuosa e piena di ostacoli. Comunque superai l'esame di ammissione e tutti gli altri fino all'agognato diploma di perito industriale capotecnico presso il rinomato Istituto Tecnico Industriale Arturo Malignani nel 1958. In quel tempo i diplomati da istituti tecnici non potevano accedere ai corsi universitari più congeniali con le loro precedenti formazioni, ma soltanto ad economia e commercio e scienze politiche, se non ricordo male. Una beffa insopportabile. Noi che avevamo lavorato nelle officine, nei cantieri, eccetera, insomma, ci trovavamo meglio da altre parti. Il legislatore più avanti si ravvide, consentendo l'accesso ad ingegneria e architettura anche agli esclusi in precedenza, previo superamento però di un esame scritto ed orale, una specie di numero chiuso, insomma. Per me era tardi, troppo tardi, ma nel 63, quando avevo costituito la famiglia ed avviato uno studio professionale con tante speranze, sostenni l'esame e fui ammesso a frequentare ingegneria. Trieste era lontano, lo sapete tutti che nel 63 il Friuli non aveva una università e le strade che portavano in quella località per frequentare l'università non erano certo quelle di oggi. Potete immaginare partire da Folgaria per andare a Trieste che razza di percorso bisognava fare. E le regole erano diverse e c'era l'obbligo della frequenza che stroncò, fiaccando la mia azzardata voglia di università. Conservo ancora il libretto di iscrizione con tutte le firme meno una. Un professore universitario mi confuse con un furbetto fuori corso, non con uno che era arrivato tardi lì non per colpa sua, ma con un furbetto fuori corso. Mi trattò anche male, per la verità, ma io già allora avevo una certa grinta e replicai. Sta di fatto che mi fu impedito di fare l'unico esame che io ero sicuro di superare, il disegno. Il disegno ne avevo fatto a volontà, ero in condizioni sicuramente di fare quell'esame senza problemi. Per andare oltre nelle condizioni, comunque non riuscii a fare, per andare oltre nelle condizioni in cui mi trovavo non intravedevo comunque speranze e mi fermai, forse senza nessun rimpianto. Ho messo il forse perché non sono sicuro neanche oggi se ho avuto rimpianti o no in quel momento. Mi sono intrattenuto troppo su questo argomento, ma il proposito di mandare un messaggio ai giovani che oggi hanno tante opportunità, di non trascurare la possibilità di appagare le proprie curiosità per formarsi al meglio secondo le proprie inclinazioni, questo è il messaggio e l'obiettivo che io intendo fortemente mandare ai giovani. Anche i ragazzi del mio paese oggi
possono disporre di una prestigiosa università a portata di mano, fortemente voluta dal popolo friulano, con l'avallo della spinta per la rinascita a seguito del terremoto, che in poco più di 40 anni ha raggiunto uno sviluppo ed un prestigio ampiamente riconosciuti. Dico questo perché è vero, io sono stato per tanti anni anche fuori di qui, insomma, ma sempre nel mondo o comunque nel mondo collegato con la formazione, e vi assicuro che in qualsiasi città d'Italia, ma soprattutto nel centro direzionale di Roma, di qualsiasi ministero, quando si parla di Malignani si parla veramente in modo molto convinto e molto pregnante. Alle ragazze e dai ragazzi di oggi, ne vedo poco qui, salvo miei nipoti, ne vedo poco, ma comunque mandate questo messaggio a quelli che non sono presenti, dite ai ragazzi e alle ragazze di oggi: non fate i sordi, dovete studiare per forza, perché ormai non c'è assolutamente alternativa ad uno studio importante e profondo secondo le vostre attitudini. E mi fermo con questo passaggio. Vado ora ad un altro passaggio della mia vita. Grazie alle buone lezioni di topografia del Malignani, mi trovai al centro tiro del 3° Artiglieria da Montagna, gruppo Udine a Tolmezzo, quando venne l'ora di servire la patria per 18 mesi. Guardate che 18 mesi è il tempo corrispondente ad un buon tirocinio di oggi. In quella volta lo si faceva perché lo si faceva. Comandava quel centro un personaggio che oggi è qui presente, di cui io ho una stima incalcolabile. Allora era solo tenente, Luigi Federici, che vi prego di accogliere con un grande applauso. Che fece una carriera straordinaria. Divenne comandante della Julia, del generale di corpo d'armata di tutte le truppe alpine, ma il suo prestigio fu ancora più elevato quando il governo lo chiamò ad assumere la responsabilità di comandante generale dei Carabinieri, nel periodo in cui quel comando non veniva assegnato ad un generale dell'arma, ma veniva assegnato a rotazione. Il generale Federici e signora sono oggi qui con noi ed io lo ringrazio per l'onore che ha voluto fare a me, ma soprattutto a tutti noi e a tutti voi. Federici volle che assumessi il ruolo di capo ufficio. Devo dirlo, generale, lei abbia pazienza, anzi ci diamo del tu, devi aver pazienza. Federici volle che assumessi il ruolo di capo ufficio di quel centro, contro la mia volontà, ma forte contrarietà, perché ero condizionato ovviamente dalle regole che esistevano allora nell'artiglieria da montagna, parlo della fine degli anni 50, per quanto riguarda il concetto dell'alternativa disciplinare imposta dagli anziani alle reclute. Ed io ero una recluta di primo pelo. Lui voleva assolutamente che io facessi il capo ufficio, anche se per regola avrebbe dovuto essere uno di uno scaglione prima del mio. Ma lui dice: io non posso cambiare ogni 4 mesi, tu devi fare questo lavoro. Mi fece subito assegnare i gradi di caporale e qualche tempo dopo di caporal maggiore, che mi consentirono immediatamente l'esonero mattutino dall'accensione della stufa dell'ufficio. Il riscaldamento delle caserme arrivò molto tempo dopo. Intanto l'acqua si congelava nei gavettini che portavamo la sera nelle camerate. Questo era il clima della fine degli anni 58, inizio 60, in artiglieria da montagna, forse infanteria, forse era diverso. In quel periodo arrivò proprio al nostro reparto il compito di partecipare da comprimari ad una esercitazione a fuoco della NATO che si sarebbe svolta in Val Racolana con l'assalto al Montasio. Il tenente Federici, che aveva solo qualche anno più di noi di leva, ci spiegò che ci saremmo assunti una grande responsabilità, in quanto chiamati a sparare con i mortai, di recente assegnazione, una 50 di metri avanti all'avanzare dei nostri alpini,
E la pendenza della montagna, come si sa, accorcia la distanza, no? 50 metri in pendio non sono i 50 metri a distanza orizzontale. Non dobbiamo sbagliare nulla, diceva. Ripeteva con insistenza ad iniziare dalla preparazione topografica per seguire la programmazione dei tiri. Il rischio di colpire con fuoco amico è troppo grande, dunque dobbiamo stare attenti di non ammazzare un nostro alpino, insomma, tanto per capirci. Qualche giorno prima dell'esercitazione ci fu una importante riunione a cui parteciparono molte penne bianche ed alti ufficiali di altri corpi, ma anch'io che dovevo presentare la preparazione topografica fatta dal nostro centro tiro. Mi presentai in divisa di lavoro con scarponcelli al vegetale e ghette. Chi ha fatto la naia sa che cosa sono. Quasi spinto dal mio superiore che mi stava rigorosamente a fianco, come se fossi un'anguilla, capace anche di scivolare via. Ad un certo punto l'alto ufficiale che presiedeva la riunione chiese che venisse presentata la preparazione topografica, precisando che da quella poteva derivare la migliore riuscita di tutta l'operazione. Federici, con voce importante, disse: il caporal maggiore Ionia illustrerà dettagliatamente il lavoro fatto dal nostro centro tiro, con voce importante. A quel punto l'alto ufficiale si inalberò e alzando il tono di voce disse: ma volete scherzare? Quel compito è riservato almeno ad un capitano. Io mi ricordo questa frase. Io mi stavo allontanando con grande sollievo, ovviamente, è chiaro, no? Quando Federici replicò con forza: noi abbiamo piena fiducia nel nostro centro tiro e garantiamo sul suo operato. Beh, vediamo allora, disse quasi infastidito l'alto ufficiale. Illustrai nel dettaglio il lavoro fatto, mentre Federici, che mi stava quasi addosso, mi dava colpetti nella schiena per farmi star composto, perché io parlando, insomma, un po', che io interpretavo però come approvazione, dicevo, beh, è contento, si vede che sto spiegando bene. Alla fine l'alto ufficiale, probabilmente convinto avesse imparato a memoria la lezione, come viene anche nelle scuole, volle fare alcune domande sulle possibili variabili che si potevano incontrare. Risposi bene e l'esercitazione ebbe grande successo. È stato il mio primo esordio da relazione, ma è stato anche il primo passo in avanti nella carriera di questo grande uomo, grande generale. La manifestazione è stata talmente bella che quando scendevano gli alti ufficiali dal posto di osservazione, lui ha messo tutte le sue truppe su un prato leggermente inclinato in Varracolana, lo ricordo ancora. Eravamo tutti sull'attenti, lui sempre rigorosissimo a guardare ogni dettaglio, ma a me, e forse anche a lui e a tanti altri, correvano i sudori lungo la spina dorsale. Dopo il congedo illimitato per fine ferma, mi dedicai alla libera professione. Erano gli anni 60. Dimenticato l'odore dei cavalli cosacchi che avevano attraversato le nostre contrade, è stato detto anche da Tettoni, la società si stava risvegliando in un mare di problemi. Qualche migrante stava rientrando dall'estero sperando nella rinascita. Non avevo alcun interesse a cariche di qualsiasi natura, ma la voglia di capire come funzionava il collegio dei periti al quale ero obbligatoriamente iscritto per esercitare la libera professione e le sollecitazioni di qualche collega mi spinsero a partecipare all'assemblea elettorale di Udine. Qui oggi c'è il nostro presidente di Udine. E prendere la parola. Fui eletto e non uscii più dalla categoria. Era il 1967. Durante il disastroso terremoto che colpì fortemente il mio paese natino, essendo l'unico consigliere del cratere, cioè del centro del terremoto, partecipai alle riunioni che le professioni tecniche organizzarono con l'intento di contribuire alla formazione delle leggi e dei decreti che avrebbero accompagnato la grande opera della ricostruzione. Ci sentimmo tutti molto coinvolti, al pari del presidente della regione Commelli, che chiese ed ottenne da Andreotti e Moro di affidare la ricostruzione alla regione garantendo sul buon risultato finale. I friulani hanno dato ragione al coraggioso Commelli e alla forza di volontà dei friulani.
Fu una delega straordinaria che io, che ho vissuto indirettamente anche altre vicende di fatti tragici simili, cioè di terremoti in giro per l'Italia, non ho più visto una delega data così ampia e così significativa. L'anno successivo a quella tragedia venne eletto in Consiglio nazionale. Il presidente di Udine, Luigino Moretti, che molti dei presenti sicuramente hanno conosciuto, d'intesa con altri grandi elettori, volle che andassi a Roma per cambiare le cose e far uscire la categoria dall'anonimato. C'erano allora molte riserve sulla gestione a livello centrale. Restavano nel limbo le grandi rivendicazioni che gli iscritti all'albo reclamavano. Sono serviti 2 mandati di 3 anni l'uno per passare da voce inascoltata di opposizione alla guida della categoria. Ricordo ancora quando sciorinavo l'elenco delle cose incompiute: una cassa di previdenza, una integrazione formativa al diploma per poter competere in Europa, una legge di civiltà per la regolamentazione degli impianti tecnologici che ci poneva a livello di terzo mondo nel campo della sicurezza, una organizzazione diversa e più moderna delle strutture rappresentative a partire dall'organo nazionale. C'era da rabbrividire, ma avevo meno di 50 anni e tanti collaboratori motivati e anche la consapevolezza che sarebbe servito molto tempo per convincere la politica ad occuparsi dei nostri problemi, così poco attrattivi elettoralmente. Capite cosa voglio dire? Cioè, fare una legge per noi non portava grandi voti, dunque di conseguenza, e questo anche il mondo, insomma, non invento e non faccio nessuna scoperta, insomma, è una cosa che tutti conoscono ormai. Seppi solo più tardi, questo lo devo dire qui però oggi anche per i colleghi per reti industriali, seppi solo molto più tardi, dalle confidenze di un grande elettore, che ero in prova e che altri, molto più scaffati di me, si stavano preparando per subentrare al momento del mio certo fallimento. Erano in panchina, insomma, facevano allenamento. Mi disse testualmente Rocca, in un ristorante di Portogruaro: tu oggi sei apprezzato e stimato da tutti, ma allora eri proprio nessuno. Mi sottolineò che ero nessuno. Gli chiesi i nomi dei protagonisti, ma lui glissò dicendo: non mi deve chiedere questo, io volevo solo che tu sapessi. Si partì dalla organizzazione del Consiglio nazionale, nuova sede, suddivisione dei compiti, introduzione dell'assemblea dei presidenti e degli organismi territoriali, che si poteva riunire anche più di una volta l'anno. Per le altre storiche rivendicazioni bisognava iniziare a lavorare da subito, ben consapevoli del tempo necessario per raggiungere anche un pur minimo risultato. Furono presentati da parlamentari amici motivati diversi disegni di legge, forse una decina, in fasi successive per l'istituzione della Cassa di Previdenza. Alcuni per l'introduzione dell'esame di abilitazione, previo ulteriore formazione per iscritto. A proposito, come sto? Sto bene? Più di uno per far uscire il Paese da una condizione di terzo mondo, a causa della mancata regolamentazione degli impianti tecnologici nella vita civile. Anni di grande impegno per tutti, la categoria avviò una ricerca annuale affidata al Censi sulla sicurezza dei cittadini nei vari settori dei rischi stradali, domestici, elettrici e così via. Si organizzarono convegni, tavole rotonde, manifestazioni in giro per l'Italia e con collaborazione fattiva del Consiglio nazionale degli ingegneri si arrivò all'approvazione della legge 4690, dunque 90, fate i conti, per la regolamentazione degli impianti che con le successive modifiche di creazione continua a regolamentare il settore a vantaggio dell'intera collettività. Devo essere sincero, sotto molti aspetti la nostra attività si è sempre trovata un pochino in contrasto, anche amichevole, con quella degli ingegneri. Ma io sono convinto, resto convinto, che solo attraverso una coalizione forte, anche con questa categoria, le cose si possono ottenere. Così è stato per la legge 4690, dopo aver lottato non so per quanto tempo.
Nello stesso periodo si arrivò all'approvazione della legge 1790 che istituì l'obbligo di una formazione integrativa al diploma per accedere all'esame di Stato, al superamento del quale si poteva accedere all'albo, fra cui la frequenza della scuola universitaria biennale diretta a fini speciali. Ascoltate, l'obiettivo, e credo che sia anche l'argomento più importante che ha portato l'Università di Udine a riconoscermi questo grandissimo onore, che non potrò mai ricambiarvelo, ecco, questo è chiaro, non so come farlo, è grandissimo onore, credo sia proprio stato quello che io, ma non solo io attraverso la categoria, ma in quanto condottiero di quella categoria, da più di 24 anni ci eravamo messi in testa che non poteva esistere assolutamente un futuro professionale per questa categoria se non attraverso l'acquisizione di una formazione accademica, di qualsiasi tipo si parlava allora. Ed ecco che quando siamo riusciti ad ottenere quella legge che parlava che come praticantato si poteva sostituire una scuola universitaria biennale diretta a fini speciali, pensavamo di aver toccato il cielo con un dito. Dico, finalmente entriamo in qualche modo con un piede nell'università. Si apriva uno spiraglio per arrivare all'agognata formazione universitaria, soprattutto per rispondere alle scelte comunitarie, ma la sfortuna volle che subito dopo quella formazione si trasformasse in diplomi universitari. È durata pochissimo, poi sono diventati diplomi universitari. Andavano benissimo, ma la nostra legge non parlava di diplomi universitari, parlava di scuola universitaria biennale diretta a fini speciali. Dunque, grande cosa, grande orgoglio, ma un'ulteriore beffa, insomma, tanto per essere chiari. In ogni caso, quella legge però consentì alla categoria di trovare spazio nella prima direttiva comunitaria, che è dell'89, che fissava i titoli necessari per il nostro inquadramento fra le professioni intellettuali abilitate alla professione. Forse non tutti riescono a percepire questo significato. Ciò che è vietato nei paesi laddove c'è un ordinamento è vietato. Non puoi esercitarlo per il semplice fatto che devi avere per forza non tanto la competenza o la conoscenza, ma proprio il titolo di supporto, altrimenti non funziona. E noi non siamo l'Europa o larga parte dell'Europa che riconosce alle associazioni questo tipo di compito. Da noi siamo inquadrati da legge dello Stato dal 1929 esattamente come professioni che devono essere regolamentate per forza per poter fare queste cose. Un successo accolto con soddisfazione, ma non bastava. Serviva un ulteriore sforzo sul quale mi soffermerò più avanti. Più arduo fu il percorso per arrivare all'eliminazione del termine di nulla tenente in sicurezza sociale. I periti industriali non avevano una cassa di previdenza e non potevano inventarsela perché serviva una legge dello Stato. E non dico, anzi molti lo sanno, perché qui ci sono anche periti industriali che hanno vissuto questa esperienza, che non si poteva farla da soli. Se non c'era una legge dello Stato, ovviamente si potevano fare solo gli investimenti che girano nel mondo privatistico, ma che nulla avevano a che vedere con le garanzie totali per la vita. Fu una battaglia tormentata. Ricordo il convegno di Lignano del 70, al quale partecipò il ministro del lavoro dell'epoca, che si meravigliò assai che ci fossero ancora non periti industriali, ma cittadini senza garanzie previdenziali. Riuscimmo a far presentare diversi disegni di legge, come già detto, che si arenavano regolarmente nelle varie commissioni o decadevano a causa delle tante interruzioni anticipate della legislatura. Oggi non siamo più abituati a queste interruzioni, ma se vi ricordate il passato, le interruzioni della legislatura erano all'ordine del giorno, dunque un paio d'anni crollava tutto. Toccare quel tasto, sia pur per ambiti settoriali legittimi come il nostro, si correva il rischio di attivare una riforma sgradita a molti, soprattutto a coloro che continuavano a beneficiare di grande generosità da parte della fiscalità pubblica. Si ricordano in molti, no? Che in pensione andavano anche ragazzi giovani, insomma, nel settore sanitario, infermiere a 35-36 anni in pensione, con pensioni
largamente moltiplicate rispetto ai contributi versati, non superiori, largamente moltiplicate, che attingevano ovviamente da quella che è la fiscalità pubblica. E allora a toccare quel tasto andavi a toccare interessi ormai acquisiti e recepiti di un mondo importante, per cui bastava parlarne per avere una reazione immediata. Ho vissuto quasi tutta la vita io con queste reazioni per una ragione o per l'altra, dunque non è una grande novità. Soltanto dopo più di 30 anni, quando il responsabile si resero conto che non si poteva proprio continuare più di così, ricordo ancora che si sfiorava, se non sbaglio, spero di non sbagliare, 100 miliardi all'anno di impegno della fiscalità per tamponare tutti quelli che erano i costi di quel tipo di sanità, che non sono ancora passati del tutto, non sono guariti. Però era un tappo fondamentale per non farne altre, ecco, tanto per capirci, o per non fare altre con quelle caratteristiche. Riuscì l'onorevole Dini nel 95. La legge affidò ad un decreto legislativo il compito di fissare le norme anche per noi, dopo aver precisato che il nuovo sistema sarebbe stato esclusivamente contributivo, che doveva cioè avere la sostenibilità autonoma, non potendo beneficiare di nessun sostegno pubblico. Cioè vi faccio la cassa, vi do la legge, gestitela, inventatevela, però ricordatevi che fino ad esaurimento della vostra categoria non potete chiedere soldi a nessuno. Se siete bravi li amministrate bene, li restituite sotto forma di pensione, se no non so che cosa succederà. Come dire che dal troppo si doveva per forza passare al troppo poco. Le nuove casse non potevano e non possono tuttora beneficiare, come avviene ovunque in Europa, neppure dell'esonero della doppia tassazione. Tassati i patrimoni e tassate le pensioni. Questo avviene solo da noi. Ma tant'è, questo è il mondo. Ma il risultato fu straordinario e l'orgoglio ci spinse ad affermare che ci avremmo pensato noi a migliorarla. Era un orgoglio forse un po' esagerato, no? Ma capitava quando riuscivi a fare una cosa positiva fra le tante che non erano positive, ti capitava di avere uno scatto anche di orgoglio e magari di esagerare nel dichiarare queste cose. La miglioriamo noi, non importa, va bene lo stesso. E credo di poter dire che oggi il nostro ente di previdenza ha onorato questo impegno, ma non basta. Serve ancora una forte azione di lobbismo per arrivare ad una maggiore equità del sistema generale per tutti, uno zoccolo di base anche modesto a carico della fiscalità pubblica, il resto in base alle contribuzioni dei singoli. Questo è il desiderio e l'obiettivo di tutti, però è un mondo in cui anche solo entrare in punta di piedi può correre dei rischi. Non sappiamo se succederà qualcosa, però è evidente che i periti industriali e altri, non solo noi, altri, debbano pensare a pagare tutte le pensioni dei loro e dei superstiti per tutta la vita, senza poter neanche beneficiare delle risorse di una doppia tassazione che lo Stato pretende da noi per arricchire ancora il monte della fiscalità, senza restituire niente. Per cui noi diciamo, siamo cittadini come tutti, inventiamo uno zoccolo minimo, piccolo quanto volete, ma di solidarietà, e lì aggiungiamo sopra tutte le contribuzioni personali che ognuno di noi può fare. Non lo so se i nostri successori, a cominciare dal Presidente Esposito, poi ho salutato anche il rappresentante del Presidente, eccolo qua, il Presidente della nostra Cassa. E dunque datevi da fare, ragazzi, so che non è facile. Il Consiglio nazionale divenne ente fondatore, che noi siamo appunto, l'EIPE è una fondazione, che è chiamato a decidere sulla miglior scelta da fare, un ente autonomo, un'aggregazione e tante altre cose. Potevamo scegliere un tipo, sempre però con il sistema contributivo e con i soldi solo nostri. Una folata assemblea dei presidenti territoriali scelse senza tentennamenti e con maggioranza bulgara un ente autonomo tutto nostro, lasciando al Consiglio nazionale in carica il compito delle procedure istitutive della fondazione. Non fu un compito facile, certamente. Io non avevo mai lavorato in un ente previdenziale, non sapevo come funzionava, però se c'è volontà e vai a trovare
chi conosce le norme riesce a fare tutto, per cui siamo riusciti a fare lo statuto, siamo riusciti a fare il regolamento previdenziale, anche il regolamento elettorale, insomma tutto fuorché avere in mano la legge, perché dopo aver fatto tutto, come ben sapete, ci vogliono le firme, come è servita la firma qui in questo straordinario onore che mi avete dato. E qui dovevano firmare in due, il Ministro del Lavoro e il Ministro dell'Economia. I pacchi crescevano sul tavolo del Ministro, io avevo preso un'abitudine un po', come dire, anche azzardata, ma insomma senza appuntamento mi presentavo dal capo di gabinetto e siccome mi conoscevano ormai mi dicevano: guardi che è qui tra le prime, la vostra è qui e la firmerà di sicuro appena arriva, quando la prima volta. La seconda, la mia, era forse un po' più in basso, ma sempre in quel pacco, mai fuori dal pacco, ma sempre in basso, fin quando abbiamo deciso di incatenarci fuori del Ministero. Non abbiamo fatto sceneggiate, non abbiamo fatto niente, non abbiamo spaccato vetri, non abbiamo fatto nulla di tutto ciò, però ci siamo incatenati e abbiamo fatto una serie di fotografie. Io spero che siano quelle fotografie sostanzialmente che poi hanno dato il via alla firma del decreto istitutivo dell'ente di previdenza. Tutto bene, l'ente di previdenza nacque, io dovetti dare le dimissioni da presidente nazionale perché la carica era incompatibile, mi sentivo in grado di condurre e di avviare la nostra previdenza e dunque dedicai non so quanto, ma tutto quello che serviva per fare questo nuovo ente di previdenza. Ricordo ancora, l'ho detto a qualche amico, la prima volta che mi è capitata sotto mano la firma di un assegno, perché allora addirittura era tutto complicato, si passava dalle poste alle banche, non era fluido come adesso il sistema. Un assegno miliardario, erano ancora le lire. Ebbi paura solo ad avvicinarmi, poi presi coraggio e continuai, fino a quando, dopo il terzo mandato, lasciai anche l'ente di previdenza. Ritornai a Monteprat, io ho una casetta a Monteprat che è sopra Folgaria, una bella posizione, devo riconoscere, anzi faccio propaganda anche di carattere turistico per la località, e venne un gruppo di periti industriali, largamente di Belluno ma anche friulani, con una pentola così grande di umido, credo di vitello, non so se di vitello o di che cosa. La Melli, che è qui presente, mia moglie, proprio di fronte a me, fece la polenta, a Monteprat si mangia polenta e umido, in genere. E questi qua cominciarono ad intricarmi perché io ritornassi in Consiglio nazionale. Pensate quanto sciocco sono stato. Avevo fatto bene la presidenza, avevo fondato l'ente di previdenza assieme a tanti altri, l'avevo portato a conclusione con ottimi risultati. La prima volta che mi hanno fatto piangere sono stati i dipendenti dell'ente di previdenza quando ho lasciato. Dunque provate a pensare quanto bene uscivo da queste vicende. Niente, sono arrivati questi, hanno fatto gli aguzzini. Uno, il capo è qui, non lo vedo ma so che è qui. Il capo degli aguzzini, eccolo qua dietro. Il capo degli aguzzini è qui. Insistettero tanto finché la Meli, che era ovviamente mia nemica in famiglia perché non ero mai presente a nessun compleanno, a nulla di tutto ciò, interpellata, devo dire la verità, Meli c'è poco da fare, perché interpellata di fronte al fatto che il capo degli aguzzini disse: ma lei signora, cosa dice? Se uno ha qualcosa da dare, secondo lei cosa deve fare? E mia moglie in quel momento mi ha tradito perché ha detto: se è così deve dare quello che ha. Una mia nipotina piccola fece un applauso per la nonna e io ho ceduto io, non è che gli aguzzini mi hanno imposto, ho ceduto io, ma se non avessi ceduto, scusatemi, ma oggi sta festa non ci sarebbe. Non ci sarebbe perché io avrei fermato lì la mia attività. Nel frattempo erano entrate in vigore le lauree triennali.
Ed è lì che la nostra battaglia è stata forte. Ma che cos'è successo? Un legislatore miope, ma veramente miope, io non credo che nessuno si offenda se dico questa cosa, inventò una pluralità di accessi ai laureati triennali in ingegneria e in tutte le materie che erano del settore ingegneristico. Potevano andare indifferentemente all'ordine degli ingegneri o all'ordine dei periti industriali, assumendo da una parte il titolo di ingegnere junior, che poi è stato cancellato, che nessuno l'ha più usato, e da noi invece quello di perito industriale laureato. Qualsiasi persona di buon senso, ma dico qualsiasi persona in genere, non avrebbe dubbio nel riconoscere che la miopia ha portato a questo. E ha portato di più, ha portato anche ad iscriversi a albi diversi, con competenze diverse da quelle acquisite. Ma questa è l'Italia, c'è poco da fare. Cerco di andare oltre perché ho l'impressione, come sono col tempo? Male? Per te sempre bene. Ancora due cose, poi finisco. Per ottenere qualcosa di importante, a noi venne in mente di organizzare, di costituire un organismo, un lobbismo, una corporazione più grande, perché credo sia noto a tutti che quando si deve protestare o reclamare qualcosa si ottiene solo se si è in tanti, se si è in pochi non si ottiene niente, se si è in pochissimo meno di niente. Per cui cercammo di organizzare una organizzazione fra tutte le professioni che si trovavano nelle nostre condizioni, cioè potevano avere anche la laurea triennale, ma eravamo in pochi e dunque non riuscivamo a scalfire quel nefasto DPR 328 del 2001 che aveva appunto identificato questo accesso plurimo in più professioni. E dunque costituimmo quello che si chiamò allora il COGEPAPI, Comitato Periti Geometri, Periti Industriali, Periti Agrari e Periti Industriali. Fu una grande manifestazione, eravamo bravi a fare manifestazioni, fu una bella manifestazione, eravamo in tanti, celebravamo l'80° del nostro ordinamento, perché sia i geometri che i periti industriali sono nati, cioè come ordinamento, l'11 febbraio del 29, esattamente come i patti lateranensi, lo stesso giorno. I periti agrari qualche mese dopo, ma dunque gli 80 anni li facevamo tutti. E abbiamo fatto una bella cosa, abbiamo fatto anche una statua, un qualcosa che riconosceva l'idea di fondere queste tre professioni in un unico organismo, naturalmente con i gettori separati delle competenze, ma in un unico organismo per ottenere ciò che volevamo. Non eravamo tutti della stessa pasta, ovviamente, c'era niente da fare, abbiamo fatto sì la manifestazione, sono venuti grandi personalità, l'abbiamo fatta a Roma, eccetera, però poi piano piano questa roba squagliò. Uscirono prima i periti agrari che avevano cambiato la gestione del Consiglio nazionale, subito dopo anche i geometri per la stessa ragione, restammo da soli. Senza nessuna paura, senza nessuna preoccupazione, legammo al dito il fallimento ottenuto per questa cosa e ci impegniamo ancora di più per ottenere quello che per noi era l'obiettivo assolutamente non trascurabile, quello di avere una formazione accademica per svolgere la professione. E arriviamo al 2014. Ci fu un congresso, al quale congresso 2 persone che io vedo qui hanno partecipate, una è l'onorevole Serena Pellegrino e uno è Alberto Felice De Toni. Un congresso straordinario, 600 delegati votarono col sistema moderno e l'82% votò perché la professione fosse riservata solo a laureati all'82%. Sembrava di aver sfondato il mondo, ma non è vero, perché da 82 a 100 c'è un 18 di minoranza. 18 di minoranza che
si specializzò nel contrastare l'avvento quando arrivammo alla legge definitiva, perché noi oggi abbiamo una legge definitiva che dice questo, però si specializzò anche in questo. Siamo arrivati al 2016, dopo aver festeggiato ovviamente, guardavamo tutti, ricordo, in una grande sala il tabellone del Parlamento dove venivano rosse e verdi, le sì e il no, eccetera, eccetera. Eravamo abituati al rosso perché era la bocciatura di tutti gli emendamenti contrari, poi improvvisamente venne tutto verde, ci spaventammo, ma invece era l'approvazione definitiva della legge. Questo è successo, ricordo ancora. Però adesso non leggo più, adesso vado a braccio all'ultimo pezzettino perché altrimenti ho l'impressione di andare troppo lungo. Nel 2016, dopo aver provato in 1000 salse, anche con l'aiuto suo, Serena Pellegrino è un architetto ma aveva capito bene com'era la battaglia dei periti industriali, insomma non riuscivamo assolutamente a trovare una chiave per entrare. Cogliemmo l'occasione di una legge che era proprio riferita al sistema scolastico quando ci infilammo con un emendamento che a prima vista andava bene, devo dire la verità, andava bene per la parlamentare che avevamo trovato, la senatrice Puglisi. Devo ricordare quel nome perché la senatrice Puglisi è stata la protagonista della nostra legge sulle lauree. La senatrice Puglisi ovviamente era in intima amicizia con tanti parlamentari, soprattutto del suo gruppo politico, che invece non la pensavano come lei. Pensate che ad un certo momento mi telefona al mattino, molto presto, dicendo: ma senti, non vorrei mica farmi una brutta figura. Dimmi, dico, cos'è la brutta figura? Dico, ma è vero che devono avere la laurea anche per andare a lavorare nelle officine? Ma dico, ma scherzate? Qui parliamo di albi professionali, parliamo di professione intellettuale, parliamo di ordinamenti. Tutti gli altri in officina possono andare senza anche la terza media, la quinta media, cosa c'entra? C'entra niente. Ah, di che? Allora io avevo ragione, perché mi attaccano in questo modo? Comunque, per farla breve, lei fece approvare lo stesso giorno in commissione di merito questa proposta ed era lei stessa relatrice in aula. In aula tentò il tutto per tutto il Ministero della pubblica istruzione, sempre stato italiano, no? Però loro non volevano perdere il controllo sui periti industriali, questa era la verità pura, che ovviamente stavano andando da un'altra parte. Però malgrado tutto, insomma, malgrado qualche nostro dirigente che si inventò anche di utilizzare la carta intestata del proprio ordine per dire che andava bocciata quella norma, insomma, la legge arrivò. Noi oggi abbiamo la legge, abbiamo una norma ancora transitoria, che lo sarà ancora per 1 anno o 2 al massimo, per arrivare poi a selezionare per bene poi anche l'orientamento a cui si deve andare. Detto questo, io devo per forza fermarmi, ma prima di fermarmi devo fare una cosa, credo, dovuta. Questo grande onore io lo voglio condividere in primis con la mia famiglia. La mia famiglia che ha sofferto tanto, devo essere sincero, in questi 50 anni, perché io, come mi capita nella vita, ho dato priorità non alla famiglia, ma all'altra famiglia, quella dei periti industriali. Oggi sono qua, spero che siano contenti, che mi perdonino per le cose a cui non ho partecipato, come spesso mi dicevano. Ma voglio anche condividerlo con i tantissimi colleghi che mi hanno affiancato in tutte le vicende che avete sentito, dalla prima all'ultima. Mi hanno affiancato per scelta, per responsabilità, per lavoro e per motivazioni. Loro restano assolutamente nell'anonimato, ma io, essendo stato il capofila, voglio rappresentarli in questo momento. Ed infine, con tutti i periti industriali d'Italia che hanno deciso di scegliere come lavoro
la libera professione soprattutto nei momenti in cui questo era difficile, difficilissimo. E chiudo dicendo che a tutti questi e a voi presenti e anche agli assenti che sarebbero potuti venire e non hanno potuto farlo, mando un sincero, grande abbraccio. Allora, siamo quasi alla fine, però ringraziandola ancora per la sua presenza, io volevo chiedere al Presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, che è qui fra noi, se vuole due parole di saluto. Prego. Fuori programma, però sono così molto orgoglioso. Ringrazio il Senato, il Prorettore, il Professor De Toni, l'Ordine dei Periti, Beppino Ionia, perché guardate, dicevo prima, la lucidità con la quale il perito ingegnere oggi, Giuseppe Ionia, ha tracciato la sua vita, di fatto rappresenta un po' il percorso di questo Friuli straordinario, di questa regione indomita, vorrei dire, che ha fatto dell'etica del lavoro, lui l'ha detto, ha anteposto il lavoro alla famiglia, cioè sappiamo quanto per tutti noi la famiglia è il posto nel quale si ritorna con sicurezza, che si può anche trascurare perché è l'approdo sicuro, e quindi quanto siamo legati alla nostra famiglia, e quindi se la trascuriamo per un interesse superiore, che il lavoro dà la certificazione e il valore di cosa per i friulani intendono come etica della responsabilità, perché il lavoro è responsabilità prima di tutto, il lavoro è responsabilità verso se stessi ma verso una comunità, e in questo caso quello che Giuseppe Ionia ha rappresentato, una responsabilità essendo condottiero, si è autodefinito, di una squadra più ampia che ha voluto ringraziare per un percorso di redenzione, in qualche modo di autoaffermazione di una categoria che tanto ha dato all'Italia, lo possiamo dire. Insomma, io sono architetto, ma credo che il mondo dei periti, dei geometri, in qualche modo abbia rappresentato uno degli elementi fondativi della ricostruzione del paese, non solo dopo il secondo dopoguerra, ma dopo per il Friuli la ricostruzione, cioè il tecnico che sapeva fare, il tecnico, oserei dire, citando un film, il tecnico artigiano. Non so se avete visto Good Morning Babilonia, uno straordinario film dei fratelli Taviani, e quando c'erano questi restauratori toscani che hanno contribuito alle scenografie del film di Griffith e che quindi costruivano queste, e venivano dileggiati dagli americani perché lavoravano a Hollywood, gente umile, e gli dicevano: sì, voi italiani pizza e mandolino li chiamavano, e col sole in faccia e le mani sulla pancia, gli dicono. E questi rispondono: le mani, queste sono le mani di Michelangelo, sono le mani di Raffaello, sono le mani di Leonardo. Noi siamo figli di queste mani, voi di chi siete figli? Allora, per dire, insomma, questa tradizione del fare, questa tradizione del costruire, io l'ho sentita molto nella vita e in quello che ci ha raccontato Beppino Ionia. Di questo sono orgoglioso, e come Presidente dell'Assemblea legislativa pro tempore, modestamente, l'Assemblea che rappresenta la nostra autonomia, la capacità legislativa, quella responsabilità, l'autogoverno, cioè valori fondamentali
che si basa su questa straordinaria comunità, sull'Università del Friuli, voglio dire, sul sistema formativo, sul sistema lavorativo. Ecco, sono orgoglioso di sentire da rappresentante dell'Assemblea legislativa questi sprazzi, voglio dire, esemplari. È stato detto, lui è stato premiato perché sia esempio per le giovani generazioni, sia un faro verso il quale le giovani generazioni possono guardare con speranza. Perché se lui ci è riuscito dalle condizioni di partenza, famiglia normale, con scarse risorse, un paese da ricostruire dopo la Seconda Guerra Mondiale, però sono convinto che anche in quella limitatezza delle risorse, quella spinta morale interiore faceva vedere il mondo come qualcosa da conquistare, come qualcosa in qualche modo da poter tracciare attraverso la propria vita un segno su quel futuro. Ecco, oggi i nostri figli hanno tutto, molte volte per colpa nostra si è un po' obnubilata questa tensione verso la capacità di lasciare un segno. Lo diceva Dante, no? Noi passiamo della vita nella misura in cui riusciamo nel fango di quello che è il nostro futuro tracciare un solco, qualsiasi esso sia, qualsiasi dimensioni esso abbia, qualsiasi lunghezza esso possa rappresentare, ma l'importanza di avere l'impegno a tracciare un solco, un segno nella vita del futuro, nella vita delle nostre comunità, delle nostre famiglie, della nostra regione, del nostro territorio, di quello che ci sta intorno a noi. Ecco, io credo che il Senato accademico con questo riconoscimento abbia voluto tracciare, ad esempio per i prossimi, il solco, il futuro a cui si possono ispirare, che è il solco della vita di Giuseppe Ionia. Nella tradizione dell'Università Italiana concludiamo la cerimonia con il canto del Gaudeamus a cura del coro Pressacco della nostra università. Viva